storia condivisa, perché la storia condivisa vuol dire che ognuno rinuncia alle proprie tradizioni, al proprio passato, alla propria storia. Però si può arrivare a una storia riconosciuta, e storia riconosciuta vuol dire una storia nella quale noi, come italiani, riconosciamo i tanti errori che sono stati fatti nei confronti degli slavi nell'occupazione della Jugoslavia, e da parte di chi sta dall'altra parte del confine si riconosce che cosa è stato fatto dopo il 1900, dopo la primavera del 1945. E allora magari tutti insieme proveremo a imparare a difenderci da uno dei grandi tarli che hanno rovinato la vita del Novecento, che è stato il nazionalismo italiano del ventennio e il nazionalcomunismo di Tito dell'epoca successiva. Ho trovato la mia stessa visione del mondo, una persona che non ha odi, che non ha recriminazioni per nessuno, che non ha nemici, perché quando la guerra finisce, finisce, punto. Spero che la lettura del libro possa portare così un po' di luce a quelle che sono state le tragedie nella Venezia Giulia e nell'Istria in modo particolare. Vi ringrazio tutti.